Laura Puppato, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Il PD e le opposizioni oggi hanno chiesto una seduta straordinaria del Consiglio per individuare alcuni temi e proporre soluzioni alla Giunta. Quali in sintesi? Prima di tutto noi ci siamo resi conto nel corso di questo anno che progressivamente sono andati allentando i rapporti con la società civile e la Regione rientra purtroppo negli enti che hanno maggiori ritardi nei pagamenti. Stanno chiudendo scuole, non ci sono risposte agli alluvionati, non c'è risposta sul trasporto pubblico locale e quindi noi chiediamo fin da subito per il trasporto pubblico locale un assestamento di bilancio che permetta alla Regione di dare le risposte che servono sul trasporto e sulla mobilità. In secondo luogo, ma non per secondo come importanza, di andare a ridurre fin da subito con un piano di rientro che possa vedere opportunamente le modalità con le quali si può ridurre significativamente i tempi di pagamento che oggi purtroppo assommano ad oltre 400 giorni di media all'anno.